questo nuovo video delle gemelle Tronci. Questo è un nuovo video diverso da tutti gli altri. Io sono Valeria e io sono Monica. Oggi ci troviamo in una location diversa, perfettamente cristallizzata negli anni 80. Vi vogliamo raccontare una cosa per noi molto importante. Quest'anno ricorrono 31 anni dalla creazione del primo club Fiat 500, i 500 Osti, e 30 anni dal primo raduno regionale Fiat 500 Città di Terralba. Racconteremo questa storia anche rivivendo le emozioni che potevamo vivere quando avevamo 19 anni, cioè quando stavamo organizzando tutto quanto. E questo racconto sarà ricco di dettagli che potrebbero sembrare ridondanti, ma effettivamente sono utili per capire qual era il clima, com'era la situazione, quanto era difficile organizzare per due ragazze intraprendenti, due ragazze giovani intraprendenti in un paese di provincia, dove appunto diciamo che l'iniziativa, soprattutto se era qualcosa di mai visto, non era mai accolta in maniera troppo entusiasta. Quindi ancora di più noi ci siamo sentite forti nel riuscire a realizzare questa cosa. Allora, il primo club Fiat 500, quando ebbi compiuto 18 anni, era il 1992, mi ero messa in testa che volevo lo scooter. Mi bastava lo zippiaggio perché era quello che costava di meno, ma anche usato. Perché noi avevamo avuto un motorino, cioè mio padre aveva comprato un zippiaggio dicendo che era per tutti e quattro, ma in realtà nostro fratello non ce lo fece usare, quindi io, Monica e Claudia non lo potemmo mai usare, e quindi mi rimase questo desiderio e iniziai a tormentare mia madre. Però a un certo punto mia madre, che non ne poteva più, mi aveva detto: ma cosa te ne fai di uno scooter, ormai hai 18 anni, ti fai la patente e magari ti cerchi una 500. La 500 era sempre rimasta nel cuore di mamma perché era stata la prima macchina di papà, poi la prima macchina di mamma. Poi tra l'altro avevo trovato un lavoro di consegne, un lavoretto di consegne, per fare consegne, e quindi mi serviva sia la patente che la macchina. Mi iscrissi a fare la patente e nel frattempo ho cominciato la ricerca della 500. Trovammo una 500 Auristano, una 500 blu notte, una 500L del 1969, e mio zio mi accompagnò a controllare questa 500 per vedere se fosse tutto a posto. Mi disse: la prima cosa da controllare nella 500 è il fondo. Controllò il fondo andava bene, ma anche tutto il resto della macchina andava molto bene. Era targata a Milano, aveva la targa vecchia, targa MICO, MIKO e un altro numero che ora non ricordo, e a me piaceva molto anche la targa. Il proprietario usò la tattica del: c'è un'altra persona che me l'ha chiesta, il primo che mi risponde gliela do. E quindi noi dopo 1 o 2 giorni poi tornammo con la risposta e la comprammo noi. La comprammo per 1.200.000 lire nel 94, ormai era il 94. Io non avevo ancora la patente, stavo ancora frequentando, e quindi la 500 rimase ferma un po' in cortile, però poi mio zio ci fece dei lavori, mi convinse a farla diventare rossa e io mi feci convincere. Vabbè, 18 anni, 19 anni ti fa convincere, però in effetti era più bella blu. E comunque avevamo anche dovuto cambiare la targa. Purtroppo nel passaggio di proprietà venne cambiata la targa, aggiornata, perché dicevano che era obbligatorio. E vabbè, peccato, pazienza. Mi feci la patente. Frequentavo la scuola guida anche con grande interesse perché a me piaceva la materia, soprattutto quando parlavano delle parti del funzionamento meccanico della macchina. Certo, anche il codice stradale era importante da imparare, però mi appassionava di più ovviamente la questione meccanica dell'auto. Mi feci la patente e io e Monica cominciamo a scorrazzare in provincia, insomma andavamo dappertutto. Andavamo a Oristano e ci piaceva molto girare con la 500. Io iniziai proprio a appassionarmi alla 500
E un Però non è che giorno... andavamo a girare a vuoto. No, no, cioè, andavamo a fare le commissioni anche perché nostra madre aveva una scuola di danza e mentre nostra madre e nostra sorella si occupavano di gestire i corsi di danza, noi ci rendevamo utili con le commissioni per l'organizzazione degli saggi di fine anno e cose varie. E un giorno mamma disse: perché non fate il raduno delle 500 come fanno a Garlanda? Come fanno in continente? A Garlenda dal 1984 in Liguria. in Liguria si svolge il più grande raduno nazionale delle Fiat 500, tuttora si svolge e si stanno preparando per, ho visto l'altro giorno nel sito, si stanno preparando per organizzare la 42esima edizione con 500 che arrivano da tutta Italia. Sarà anche da tutto il mondo. Beh sì, è vero, hai ragione. E noi dicevamo a mamma, ma quando mai, cioè, noi non avremmo mai potuto fare una cosa del genere, come facevamo? Non avevamo mai fatto niente di quel genere, quindi eravamo troppo giovani, insomma, non sapevamo da dove cominciare. Però a quel punto l'idea c'era entrata in testa e quindi cioè, ci pensavamo tutti i giorni, a un certo punto quasi quasi. E a Terralba in quel periodo si svolgeva ogni anno il motoraduno terralbese organizzato dal Motoclub di Terralba e io, siccome avevo già iniziato a fare le riprese con la telecamera di mio padre, ero andata a fare le riprese quell'anno al motoraduno. Bellissimo perché poi c'erano decine e decine di motociclette che riempivano la piazza, quindi era uno spettacolo veramente bellissimo. E quando ebbi la VHS pronta, la portai a Daniele Basile, che era un socio del Motoclub, insieme a Massimo De Montis e altri. E domandai a Daniele da dove si deve cominciare per organizzare un raduno. Così lui mi disse: c'è da fare, devi avere un'associazione e poi devi organizzare. Prima di tutto c'erano da fare tutte le comunicazioni al comune, vigili urbani, polizia, carabinieri, insomma la questura, perché poi una volta organizzato il programma c'era da gestire un corteo, c'era da fare un corteo con le auto, quindi bisognava, insomma, c'era tutta una questione di ordine pubblico e poi c'erano da cercare gli sponsor, la pubblicità, tutta una serie di cose, perché come sarà ovvio, ma preferisco ricordarlo, nel 94 andavamo avanti a manifesti, volantini, Fotocopie. pubblicità in radio, no ma dico, la pubblicità si faceva in sì, radio, sì. alla televisione si avevi un sacco di soldi, però noi soldi non E ne se eri avevamo. fortunata un articolo sul giornale. Infatti. E quindi cominciamo da lì. Però da dove dovevamo cominciare? Dal club. Primo club Fiat 500 della Sardegna. Allora, quindi per prima cosa abbiamo fondato il club, avevamo fondato il club, scritto lo statuto e ci eravamo affiliati a un'associazione nazionale di associazioni, insomma, culturali Cultura e e sport. sportive. Valeria era presidente, io ero vicepresidente. Il club doveva avere un nome e Valeria pensò di chiamarlo i Cinquecentosti, perché chiamarlo i Cinquecentisti poteva essere, chiunque poteva chiamarlo i Cinquecentisti. Allora, siccome a Valeria le piace fare giochi di parole, aveva unito cinquecentisti a tosti, nel senso di toghi, però toghi non ci stava, cinquecentoghi, e alla fine è diventato cinquecentosti, che negli anni è stato anche chiamato cinquecentoschi. Vabbè, lo sbagliavano un po' tutti. Hai riso sull'errore, adesso dovrò ripetere, cinquecentoschi, no. Anche persone, insomma, di una certa cultura, vabbè, cinquecentosti, e questo club aveva bisogno di soci. E come facevamo a trovare soci? A parte le poche persone che potevamo contattare, che sapevamo che avevano 500 e che non è detto che si sarebbero iscritti, abbiamo dovuto fare una campagna soci in modo abbastanza spontaneo. Avevamo fatto i volantini
perché non avevamo competenze grafiche, non avevamo soldi, non avevamo niente, avevamo soltanto la nostra fantasia e un po' di pennarelli. E quindi questo fu il primo volantino che usammo per pubblicizzare il nostro club. Il prototipo, perché poi avevamo fatto le fotocopie colorate a mano. Questa non sono manco finite di colorare, ma ce n'erano altri fatti proprio, cioè, mi ricordo quello fatto col tettuccio a scacchi, però la 500 era gialla e così via, erano tante. E questi volantini li mettevamo in tutte le 500 che trovavamo in giro ovunque andassimo, e quindi non solo Terralba, anche Oristano e dove capitava. Addirittura fermavamo le persone quando le vedevamo, magari una volta uno stava parcheggiando la motorizzazione, l'abbiamo fermato, gli abbiamo dato il volantino, un'altra signora invece si era spaventata, aveva pensato chissà che cosa voglio. Era andata via, aveva accelerato e aveva fatto no. Tanto non stavamo vendendo niente. Comunque alla fine i soci arrivarono. Sì. Chi si iscriveva al club aveva alcuni vantaggi, come è normale quando ci si iscrive a un club, no? E questi vantaggi erano, per esempio, a parte che c'era la tessera con l'assicurazione all'interno dell'associazione, ma c'erano degli sconti perché noi avevamo contattato alcuni negozi chiedendo se... Delle convenzioni, facciamo sì. delle convenzioni con dei negozi. Più, prima di tutto, il gadget principale. Ah sì, certo. Il socio riceveva l'esclusivo portachiavi dei 500 osti. Dopo tutta questa campagna soci avevamo trovato 20 soci, che non erano pochi, era un bel numero. E qui finisce la prima puntata. Aspetta, ho una cosa da far vedere. Questa era una maglietta che mi ero fatta fare alla festa, perché c'era una bancarella che faceva questa cosa che allora era innovativa, e mi feci fare la maglietta del presidente con la firma del presidente. Questa sono io da giovane, e questa fu la primissima maglietta dei 500 osti, ma era solo così una prova per il presidente che ero io. Questo è il libro dove ho studiato, praticamente avevo imparato tutto da qua. Siamo arrivati alla fine della prima puntata e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, dove vi racconteremo l'organizzazione del primo raduno regionale Fiat 500 Città di Terralba del 1995. Alla prossima, ciao!